Benvenuti a questa nuova puntata di Zoom Salute. Sono il professore Michele Gulizia, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale Garibaldi Inesima, una cardiologia che per prima è entrata insieme all'oncologia chirurgica all'ospedale Garibaldi Inesima 22 anni fa. La nostra cardiologia è formata da 34 professionisti sanitari, specializzati tutti nella cura del paziente cardiologica. La nostra prevalente attività è sull'attività diagnostica e terapeutica dei pazienti ricoverati elettivamente dal pronto soccorso oppure dal territorio, anche dalle altre unità operative del territorio, e si basa sostanzialmente su una cardiologia interventistica, elettrostimolazione cardiaca, un impianto di pacemaker di tutti e tre i tipi, di defibrillatori, di loop recorder, ma anche del servizio intraaziendale di supporto cardiologico ad alta specializzazione per i pazienti ricoverati, soprattutto la cardio-oncologia, e poi un'attività per esterni con un'attività ambulatoriale per pazienti affetti da cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, dispositivi cardiaci che controlliamo, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e anche quella avanzata, e cardiomiopatia rara e cardiometabolica, oltre 30 attività ad alta specializzazione. Rappresentiamo un'eccellenza nel campo specialistico regionale e nazionale, vedete soprattutto sulla parte cardiovascolare non invasiva avanzata, vedete questa ricostruzione multiplanare del ventricolo sinistro che ha una funzione tipica simile a quella della risonanza grazie ad ecocardiografisti e macchine di ultimissima generazione, ma vedete anche la valutazione ecocardiografica delle valvole. Guardate questo prolasso importante in un paziente con sindrome di Barlow, oppure anche la presenza di questo trombo ventricolare sinistro in ricostruzione tridimensionale. Siamo un centro di riferimento nazionale per la sincope unit, per la quale ovviamente svolgiamo tutto il workup diagnostico, incluso anche il test e l'impianto di loop recorder. Vedete qua un caso di un paziente con un arresto cardiaco registrato di notte a casa, e impianto ovviamente anche di defibrillatori. Siamo stati i primi, insieme all'unità operativa di Mestre nel 2010, a impiantare i defibrillatori sottocutanei. Ancora oggi lo facciamo, vedete, con indubbio vantaggio per il paziente, soprattutto quelli che vanno a trapianto cardiaco. Abbiamo un ambulatorio importante sulle cardiomiopatie rare e lo scompenso cardiaco avanzato, con il quale prendiamo in carico quello che è il nucleo familiare nelle forme sospette, vedete, anche per l'evaluazione genetica di questi soggetti, e li mettiamo anche in lista per trapianto o per VAD. E poi ovviamente anche la parte cardiometabolica, vedete questo un caso di amiloidosi dove c'è un apical sparing allo strain. Vi dicevo, l'ambulatorio cardiometabolico, dove prendiamo in carico i pazienti in sovrappeso e in obesità di primo e secondo grado, per i quali attuiamo non solo una terapia dietologica, ma soprattutto una prevenzione primaria e secondaria. Una grande attività scientifica e congressuale da 25 anni, il più importante congresso italiano internazionale di cardiologia, e ovviamente il coordinamento di programmi di prevenzione cardiovascolare, tra cui le cardiologie aperte e la Banca del Cuore, il più imponente progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare itinerante che permette uno screening cardiovascolare gratuito in tutta Italia.